Nessun accordo per lo scambio di voti con la costola del clan dei Casalesi ed Eraclea, così il sindaco dell'omonima località, Mirko Mestre, sentito ieri mattina davanti al GIP di Udine, Matteo Carlisi, che lo ha interrogato per rogatoria. Mestre, di professione avvocato in carcere a Tolmezzo, in Friuli, è accusato dell'articolo 416 ter, ovvero lo scambio elettorale politico-mafioso. Secondo l'indagine del sostituto procuratore Roberto Terzo, l'accusa tra l'allora candidato sindaco Mestre Luciano Donadio, boss locale dei Casalesi, con l'intermediazione di Emanuele Zamuner, prevedeva un centinaio di voti garantiti in cambio del via libera a costruire una centrale a biogas a Stretti di Eraclea. Il 5 giugno 2016 Mestre veniva eletto sindaco per 81 voti sull'avversario Giorgio Talon. Difeso dall'avvocato padovano Emanuele Fragasso, Mirko Mestre, contrariamente alla maggior parte degli altri indagati, ha scelto di rispondere al GIP. In silenzio invece l'altro protagonista dell'inchiesta, il boss Luciano Donadio, in carcere a Parma, si è avvalso infatti della facoltà di non rispondere. Lunedì davanti al GIP veneziano compariranno coloro che sono stati destinatari di misure meno restrittive.